Buon pomeriggio a tutti, pochi ma buoni, sempre meglio. Ecco, allora due parole un attimo sul programma, un programma un po' anomalo, per vedere il violoncello. Di solito siamo abituati a vedere il violoncello che suona Bach, suona Vivaldi, suona Handel, eccetera, anche Brahms, però diciamo questo approccio con questo genere musicale è un po' strano. Del resto non ci dobbiamo stupire, perché il violoncello è uno strumento fantastico, chi lo suona è bravissima, la violoncellista, giovane, molto brava, e io sono dell'idea che molti brani, musica diciamo di quel periodo, così degli anni 60 eccetera, musica pop, sono dei temi fantastici, come potrete verificare adesso, delle melodie molto belle, quindi non dobbiamo pensare che la musica sia solo la musica classica, la musica è a 360 gradi. Io credo che le belle cose, le belle melodie le abbiamo sia nella musica classica sia nella musica pop. Le cose brutte le troviamo sia nella musica classica che nella musica pop, quindi insomma il gusto estetico deve essere trasversale. E cominciamo, poi magari mi fermerò per dire qualcosa, insomma, cominciamo subito con un brano di un grande compositore milanese, la parola che tanto aspettavamo questi giorni, estate, è arrivata l'estate e la suoniamo. Un ascolto. Allora, ci devo precisare una cosa: Sergio Endrigo è stato un grande cantautore e ha avuto a che fare con Venezia. Lui era un esule istriano dopo la seconda guerra mondiale, è stato finalmente mandato via dalla sua terra, Pola, lui era polese di Pola, andò a Brindisi, dopodiché trovò casa subito a Venezia, anzi al Lido. Lui lavorava poi tra l'altro come fattorino in un moltissimo albergo del Lido ed era appassionato di musica. Io comprerò qui un negozio vicino che da poco è chiuso, si comprò una chitarra e andavo un po' in giro a fare queste serate un po' nelle zone
qui Lido, La Spiaggia, Jesolo, eccetera, e scrisse moltissime canzoni con temi molto molto significativi, canzoni molto belle. Ne proponiamo una qui in tema, Io che amo solo te.
Adesso passiamo a un grande cantautore
che morì giovanissimo, a 28 anni, 29 anni. Stiamo parlando di Luigi Tenco, ha scritto delle canzoni bellissime, lui è un jazzista, ha scritto dei testi che sono testi molto molto belli, significativi, delle parole bellissime e anche la musica. Facciamo 3 canzoni su questo e poi la terza ci sarà un po' una sorpresa. Spero che il programma sia un po' così di vostro gradimento, insomma, comunque insomma, la musica è un po' particolare.
Adesso succede una cosa molto particolare. Quando c'è un solista che suona, si dà un attimo un po' di riposo, il solista si riposa e chi accompagna fa qualcosa e poi riprende il solista. Questa volta facciamo l'incontrario. Mi riposo io e facciamo fare una cosa al solista. Mi sono innamorata di te perché non avevo niente da fare il giorno, volevo qualcosa da incontrare la notte, parlare d'amore. Mi sono innamorata di te perché non avevo niente da fare il giorno, volevo qualcuno da incontrare la notte, volevo qualcosa da sognare. Mi sono innamorata di te perché non potevo più stare sola il giorno, volevo parlare dei miei sogni la notte, parlare d'amore. E ora che avrei mille cose da fare, io sento i miei sogni svanire, ma non so più pensare a nient'altro che a te. Mi sono innamorata di te e adesso non so neppure io cosa fare il giorno, mi pento di averti incontrato la notte, ti vengo a cercare. Allora, noi abbiamo la sonora. Per esempio sono due brani che ho scritto io vi ho già fatto, li ho già eseguiti qui in questo palazzo, però se voi siete nuovi o non siete venuti ai concerti precedenti che ho fatto io, per voi sono novità. Uno si intitola L'eco del mare. Io sono patito, innamorato del mare, ma non il mare sopra, il mare sotto. Mi piace vedere quello che sta sotto il mare. Tutti sono alti sulla luna, però conosciamo poco di quello che sta sotto e ci sono delle meraviglie incredibili, purtroppo anche tanta plastica a volte. E poi un altro brano notturno che è stato scritto proprio per il violoncello. Ecco, mentre si sta allontanando il nostro tenore qua, iniziamo con le cose.
Io ci ho provato, ci provo a scrivere musica, però c'è sicuramente un grande maestro che io lo vedo girare per Venezia spesso, andate verso mezzogiorno di alto, lo vedete sempre lì in zona mercato, come si chiama un po' caldo adesso con i baffi, una volta anche la barba, e lui è stato, è tuttora un grande violinista, un grande compositore, non è veneziano, proprio di origine dell'isola di Burano, comunque abita a Venezia, si chiama Pino Donaggio. Io credo che lui non è molto conosciuto così in massa. Quando sentiamo le canzoni sue, conosciamo le canzoni ma non sappiamo che sono state scritte da questo, secondo me, genio della musica, adesso si sta dedicando molto anche a colonne sonore. C'è una canzone che secondo me è fantastica, che è Come sinfonia, scritta da lui. Sono canzoni che lui le scriveva proprio ai tempi, lui quando studiava al conservatorio, lui studiava a Venezia, violino, dopo il suo insegnante, un grande violinista, maestro Ferro, si trasferì a Milano e lui per andare presso al suo maestro andò a Milano e mi diceva che appunto gran parte delle sue composizioni e le canzoni le scriveva in treno mentre andava al conservatorio. Poi nessuno le voleva cantare e le cantava lui, ammettendo di non essere stato un grande cantante. Poi quando avevano successo, allora tutti i grandi cantanti, da Mina, Elvis Presley, eccetera, cantavano le canzoni di Pino Donaggio. Questa è una famosa che è stata cantata anche da tantissimi cantanti internazionali.
appunto De André, Lauzi, e quindi erano tutti questi grandi cantautori che venivano fuori da questa scuola proprio perché lì era tutta anche una zona importante dal punto di vista turistico, e poi c'era appunto tutta la località di Sanremo con annesso il festival Casino. Anche qui vi facciamo la sorpresa, visto che siamo alla fine, quindi no, non io, lei la sorpresa, non solo questi due accordi. Dice di la stanza. È molto giovane ma è tanto brava. Vorrei sempre vedere giovani così in giro per la città, per Venezia, eccetera, non le cose brutte che leggiamo ogni tanto. Complimenti veramente. Poi fare questi due ruoli, cantare, suonare il violoncello, sono due cose completamente diverse, come avere due cervelli dentro un cervello, e quindi vi assicuro è una cosa difficile. È la prima volta che io ho fatto tante cose nella vita con la musica, ma non mi è mai capitato di trovare una violoncellista che canta e che si accompagni. Credo sia fatto un applauso, chiedo sia fatto un applauso. Facciamo un bis. Con la voce o senza voce? Bellissima voce, dai. Rifacciamo il della stanza. Sì, beh.
Bene, grazie, alla prossima e buona estate, finalmente è arrivata. Andate a vedere Venezia. Grazie a voi. Buonasera.